bello d'orologio. Quanto è questo orologio? 500 euro. Questo orologio vale 500 euro. È vecchio. Pensa o meno. Sai quanti anni ha questo orologio? 30 anni. Questo orologio ha quasi 60 anni. Non pare mica che lui abbia 60 anni. Io regalo un a caro nuovo per il mignon. E beh, io non gli do mica più di 30 anni. Nessuno gli dà più di 30 anni. Babbo l'ha portato 3 volte, dopo non ha più merciato. Marcia amica. No. Poi 500 euro per un orologio con marcia amica. Genziano. Un volevi? Tu 500 euro compreri un orologio con marcia amica? Sicuro? Sa di soli, sì. E come va ci questa bello? A me non mi interessa saperlo. Perché lei compra questo orologio? Se t'avevi i soldi, non comprerei mica per 500 euro questo orologio. Sicura, ma chi marcia per sapere che ora è? Sicuro. E che bisognerà di comprare un orologio 500 euro per sapere che ora è. Dammi un colpetto, vai. Ti pago umano. Domani comincia a lavorare. E dove lavori? Un amico mi ha trovato un lavoro. Vale. Uno che gioca a carte con me. Ehi. Come si chiama? Giù. Lo conosci? No. Chi travaille da fare? Va detto il mondo. T'as trovato un travaglio ma non ti ha mica detto che travaglio è. È così. E se non ti piace il tuo travaglio? Poi no, solo io lavorare così. Giù mi ha detto che la piazza è sicura, ben pagata. Che sono i 3 primi mesi per lei. Tu facci per campare 3 mesi senza banco. Faccio i sacrifici, ma dopo hai una piazza per la vita. Passo un fuori a fuori il gabinetto ad aiutare giù. E gli hai detto che lo venga qui? Che sta duella vuole bene qui. Qui a carte non ci giocate. Non giocheremo mica a carte, oh. E perché viene qui tu? Per piazza fa. Passo un fuori a fuori il gabinetto, giù ad alcopitare 3 volte. Se tu senti mi chiami, va bene? Vabbè, Oh! domanderebbe a Giua se l'ha un travaglio anche per me. Non ti piace mica, dove? No. E che lavoro vuoi fare? Barman. Non so pas che è. Ma voglio lavorare non trovo. Un bar dove lo si serve l'aperitivo. Da quant'è che tu sei papà? 20 anni. Prima cosa facevi? Ero di dentro. Andavo a scuola. Sapevo leggere e scrivere, oh. E cosa sapevi scrivere? Un mio nome. E basta. E dopo ho principiato a lavorare qui, allora. Prima di lavoro interna, dopo ho fatto i primi caffè. Ora sono un po' all'aperitivo. Cosa c'è? Nulla. Cosa hai a guardare? Nulla. Vedi che cosa vi c'è? No? Vedi non devi c'è? Ti senti, eh? Guarda meglio. Hai gli occhi rossi. Non mi guarda mica in faccia. E cadi da guardare. Guardami San Usano. Come? Guardami San Usano. Qui. Si bria. Ma guardami ti dico, un tuoi gommi. E beh, Non vuoi mica più grosso. però poco a poco. Per la porta prima. Non sono andato in cabinetto. Vieni.
ecco più grosso, eh? Si vede assai. Si vede. Cos'hai fatto in gabinetto? Nulla. Ma mi puoi... Nulla. un legge radianino. E tu mi slippo già giù messi giù lì a memoria. Perché l'hai messo? Non devo giù mica da giù oggi lì a memoria. L'ha domandato. Ieri. Dammi un colpetto, ognuno. Torna uno. L'ultimo. Ne vedo assai. L'ultima parte. L'ultimo e basta, eh? L'ultima parte. Quanto si deve giocare? 4. Solo qua. 4. Giocate tutte e tre. Quasi. Giocate in due. In de giù. Sempre in due. No, con dell'altro. E ho un punto di te. Da me non giochiamo mai. Oh. Vabbè, Oh. a buono. Se tu vuoi giocare qui, basta aprire. Tu dis-moi e ti faccio giocare la piazza di un patrone. È vero. Basta aprire. Con comando. Un comando. Sicuro. Sicuro. Aspetta, aspetta. Ah, guarda. Mamma, Che vuol dire? devo giocare. Puoi aspettare appena. Quanto? Ah, dai, un di giù. A che ora hai detto chi bene? A chiusura. Giusto. A chiusura, 2. Non ti ha mica dato appuntamento a un'ora precisa. Tu non dà mai appuntamento a un'ora precisa. E perché? Così non è mai in ritardo. Bon, lascio in ceso mi insegna a voi. Ah, aspetta, oh, se tu giochi, guarda che non ci quindi su. Ti piace a giocare? Ascolta. No, perché? No, no. Io non so giocare che a scuola. Quando giochi guadagni. Mamma, sì. Non sarà invece un guadagno mai. Poi sarà. Mia amica. Quella che lavora dans tout trottoir. Non fai. Gioca a carte con te. Ah, ouais, non gioca più. Vuoi più giocare? L'animale non la lascia più giocare. Qual è l'animale? Un tipo che mena e uno. Come sai? E l'ha giù visto. Oui, ha giù visto l'animale a aspettare a tu. Dopo fa là, dopo c'è pas da sarà per i capelli. E dopo sarà cappiana i sangue entrare da vettura E dopo? E dopo ha giù già su. Ha giù qui. L'hai lasciata massacrare. È l'animale che l'ha massacrato. E tu guarda. E lui reagisce. E perché non hai mica reagito? Mamma non vuole. Ah, come? Mamma. Sarà, come? Non la so. Non l'hai mai più visto. La giuista, ou yon ou Dieu manière ça.
è giunta qui in bar, mi ha augurato un felice anniversario. Mi ha detto, vuoi vestire con me o dell'anniversario? Bon, e io ho detto, un po' su mica sarà, mamma mi aspetta in casa con un biscotto per festeggiare lui sa. Ma ha già un poetto, poi venne quando mamma dorme. Ha già aspettato, non è mai giunta. E dopo l'ha già mai detto. Non hai più notizie? No, Ma come tra? Fai una foto. no, Cosa hai, Sara? una culotte. Una culotte? Se ne è scordata un gabinetto, un giorno di un anniversario. Così mica scordata. Chi l'ha lasciata per i gradi. Per un anniversario, Per un anniversario, chi non coscritto? in due, Da culotte. non ci ha già fatto caso. In due? A culotte, Ie. in me, Questo giorno in casa tua, via, e fiede se non c'è mica scritto dentro. non la posso più fare. Perché? Mamma se ne sa. Perché l'hai data a mamma, da? Non gli ha già mica da io. Mamma mi ha visto con una culotte in mano, mi ha detto di qual è. E io ho detto non la so, ma forse sarà a due. La figliata gli è piaciuta e mi ha detto a me. E l'ha pigliata. Ma tua mamma, metti la culotte di Sara. E E poi che è normale. non parla a giocare a poker. Poi che è normale. Non trovo mica che è normale. Ti manca di rispetto. Ma sarà una sua amica. Ti manca di rispetto sulla Sara. Non parla a giocare a poker. Ogni dopo, mamma, da si oggi la culotte di Sara. Poi che è normale. Non trovo mica che è normale. Ti manca di rispetto. Ma sarà una sua amica. Ti manca di rispetto sulla Sara. Ti manca di rispetto sulla Sara. Cosa ne so? E solo per Sara che mamma non ha rispetto. Basta, vabbè. Solo per Sara. Basta. Solo per Sara. Solo per Sara. E giunto. Ie. Ti ricordi ciò che tu hai detto a Giua? Barman. Domandagli se lui può da una piazza di barman. Ie. Ma digli per l'aperitivo, vabbè. So forte io per l'aperitivo.